ho letto tutti i vostri commenti, gli screen che mi avete mandato e mi sono messo un po' a controllare, diciamo, le riprese per vedere meglio questa cosa. C'è da dire che io non ho notato niente nemmeno quando ho montato il video, determinate cose me le avete fatte notare voi e quindi insieme andiamo a vedere questi filmati. Ho messo il video nel programma di montaggio. Andiamo a vedere, diciamo, la prima cosa strana che avete notato. Molte persone, moltissime persone, mi hanno detto che dove fermo l'immagine per poi parlare io, nel buio si vede un monaco con un bastone in mano, un vecchio. Andiamo a ingrandire l'immagine per renderci conto meglio della cosa. Allora, in questo punto c'era, diciamo, una pianta, erano piante, e questo che voi dite che è un bastone è un ramo. Come vedete qui scende fino e giù. Io sinceramente non riesco a vedere quello che avete visto voi. Ora proviamo a ingrandire un altro po'. Come vedete è solo un albero, e questo qua che, diciamo, voi definite un bastone, avete visto un bastone, è un ramo che scende fino e giù. Ovviamente tra il buio, luce eccetera, comunque si fa confusione, non si riesce bene a distinguere la cosa. Un'altra cosa che mi avete detto in tanti sono le due luci che vedete dalla finestra. Le luci sono queste. Voi ovviamente non sapete, diciamo, cosa c'era all'esterno di questo convento, quindi ve lo dico ora. All'esterno c'era tipo un capannone con tante luci accese e noi, diciamo, questa finestra era proprio rivolta verso questo tendone, diciamo. Quindi queste due luci che vedete sono solamente comunque i lampioni che erano all'esterno. Alcune persone mi hanno detto che qui hanno visto comunque una persona sulla destra proprio in questo punto. Ancora una volta io non riesco a vederla e quindi sarà solo un'impressione, perché come già vi ho detto queste due luci che vedete qua sono dei lampioni, quindi non è nulla di paranormale. Invece la cosa che vi ha un po' spaventato è l'ultima cosa che mi avete segnalato. In questo filmato si vede Felice e qui molte persone hanno visto diciamo uno spirito passare, non si sa ancora cos'è, però comunque è una specie di fumo che passa, non si sa se comunque era il mio alito, il freddo che comunque che c'era e quindi l'umidità e tutto questo. Guardiamo questa cosa passo passo ed ecco qui che comunque si forma, diciamo, una nuvola, una specie di nuvola che passa e poi va via. Non si può dire subito che è uno spirito, però comunque a me ha fatto impressione, soprattutto perché mi hanno mandato un articolo proprio su questo convento che abbiamo visitato, e qui c'è scritto: il luogo inoltre risulta essere pieno di orbs. Un orb è una sfera bianca visibile solo con il terzo occhio, cioè la fotocamera. Secondo alcune teorie gli orb sono dei veri e propri spiriti. Ora non lo so se questo che vediamo è un orb, non ne ho idea. Proviamo magari a mettere un po' di luminosità, di contrasto, e vediamo cosa riusciamo a vedere. Ecco qua, così magari si riesce a vedere meglio cos'è. Questo, diciamo, è il fumo che passa. Magari a me ora ho la suggestione e la paura, comunque è il mio occhio, riesco a vedere, diciamo, un occhio qua, uno qua e qua la bocca, però comunque non si può dire, ragazzi, non si può dire, perché ci sono molti dubbi, soprattutto perché se guardiamo più avanti, andiamo in avanti, questo fumo ricompare ed ecco qua, come vedete dall'alto esce questo fumo. Posso pensare che sono stato io, diciamo, con la bocca, dato che comunque faceva freddo, c'era molta umidità, quindi io la telecamera l'avevo a questa altezza qua, quindi quando respiravo il fumo comunque che usciva dalla bocca si vede da sopra che scende. Questa è la cosa finale, ragazzi. Questa qua che viene di lato non me la so spiegare, sono sincero, perché come già vi ho detto io la telecamera ce l'avevo all'altezza del petto, quindi quando respiravo
il fumo usciva dall'alto e quindi se andava verso il basso, comunque non andava prima a sinistra e poi verso destra. Comunque è una cosa strana, non si può ancora definire cos'è. Queste sono le cose che più diciamo mi hanno impressionato, perché come già vi ho detto io non avevo fatto caso a tutte queste cose, perché io dalle riprese che ho visto quando ho montato il video non ho visto proprio niente. Tra tutte le cose che abbiamo visto, queste 3 cose che abbiamo visto, la cosa più strana secondo me è questa qua proprio, questo fumo che va da sinistra verso destra. Si sa, ovviamente eravamo in un convento abbandonato, quindi chi crede a queste cose paranormali si può anche suggestionare e vedere cose magari non vere, come ad esempio il fatto delle luci che poi vi ho spiegato io. Magari la prossima volta che visiteremo qualche struttura, qualche posto abbandonato, oltre a fare il video scatteremo anche delle foto, in modo da visionare sia i filmati che le foto. Magari ciò che si vede nei filmati non si vede nelle foto e ciò che si vede nelle foto non si vede nei filmati. Perciò comunque proveremo a fare così. Questo è quello che si vede, ma non si riesce a definire bene cos'è. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace se volete e ci vediamo nel prossimo video ragazzi, che a breve arriverà. Comunque siamo arrivati a 100.000 iscritti, quindi grazie a tutti e vedrò di fare a breve un bel video speciale 100.000, perché ci vuole. Per me è stata una cosa grandiosa ragazzi, io non ci posso ancora credere. Mi fa piacere che comunque questo genere di video sta andando avanti e quindi contenti voi, contento io, contenti tutti. Ciao ragazzi!